Guarda che foglie stiamo giù, noi facciamoci capire che quello che stiamo facendo, noi. Senti? No, si seduti le foglie. Mettete qua e sentite. Ma vi spieghiamo su cosa, chi è? Chi è? Chi è? Oh! Gianca, Mamma mia. Non so facendo, no? Gianca. Brunetto, mi stava arrampicando. Dove sta la bandiera nostra? La bandiera Paga proprio. Lascia così, guarda. Già con arrampicare la coppa. Non riesco a venire. Che sta la Guarda, bandiera più nostra? simbolico di quello non... Che ti metti nella coppa Di Napoli si figura. Che la Spagna pure, che sta bandiera Ma non dire dopo uscivo tutta la sera. Allora io voglio dire, soprattutto voglio dire, noi stiamo parlando di un grande personaggio che fu combatté per Napoli, che si chiamava Fra Diavolo, e nessuno poteva acchiappare. Si mettette contro quelli che volevano fare Napoli, distruggere la grandezza di Napoli. Voglio sentire Perché c'erano i francesi qua che comandavano loro e questi qua combattevano per Napoli e non potevano acchiappare mai. Poi chiappai e ho considerato che era un delinquente, questo invece era uno del popolo che combatteva con il popolo napolitano e l'imbiccato qua in mezzo i francesi, proprio oggi, l'11 novembre 1806. Allora noi ricordiamo a questo qua perché è un personaggio che dimostra che Napoli non si piega avanti a nessuno e non tradisce mai quello che è il popolo napoletano. Quindi è un grande omaggio a questo personaggio che nessuno conosce perché non vogliono conoscere, hanno paura che i napoletani arrabbiano noi e fanno cacca come state per tanto tempo. Quindi voi proprio napoletani dovete capire che c'erano dei personaggi che non si sono arresi a tutti questi che vogliono sfruttare la situazione, che vogliono tenere Napoli schiava come per in capo di qualcun altro. Soprattutto che sono nord Italia, che si stanno in coppia e palo ormai da 157 anni. Questo è l'unico che non voleva lo straniero, è l'unico che voleva le cose in Napoli e rimanere a Napoli. Quindi in questo senso cercate di lasciarla qua, questa corona, perché dimostra che i napoletani ancora hanno lo spirito capace di andare avanti e di avere il coraggio di reagire a tutte le cose che si fanno qui. te ne auguro un bel nome, Fra Diavolo, nome di battaglia. Si chiamava Fra Diavolo, proprio perché era tanto terribile che nessuno poteva acchiappare. E non tradì il popolo napoletano. Come si chiamava? Michele Pezza, Michele Arcangelo che era un Pezza colonnello dell'esercito napoletano, che poi chiamava Fra Diavolo perché faceva il bandito secondo loro, ma contro i potenti, contro i traditori di Napoli, non contro la legge. Io voglio leggere una breve cosa, che è una canzone dei Briganti Calabrese che Rocco Bruno Condoleni ha passato, è molto bello, che ci sta la frase finale che la ripeteremo e la ripeteremo spesso quando andiamo a parlare dei briganti. Questa è una canzone che cantavano i Briganti Calabresi, tra i più terribili che ci sono stati contro gli stranieri. 18 anni, oh mio Signore, sono belli da portare, come è bella da donare questa vita quando è in fiore. Il brigante contadino l'ha falciato l'oppressore, come un filo d'erba dritto, disarmato dalla morte. Dorme un sonno di bambino, coricato alle tue porte. E poi quest'ultima frase che io dico la ripetiamo noi 3 volte in onore di Fra Diavolo. O Signore tu lo puoi, dagli il cielo degli eroi. O Signore tu lo puoi, dagli il cielo degli eroi. O Signore tu lo puoi, Dagli il cielo degli eroi. O Signore tu lo puoi, dagli il cielo degli eroi. Viva Fra Diavolo! Viva!